E dopo questo servizio la linea va in Veneto al collega Paolo Zeriali per notizie e aggiornamenti relativi all'Alto Adriatico. No, appunto, molto velocemente andiamo a presentare i due nuovi ospiti che ci hanno raggiunto. Sono Francesco Olivo, commerciante di Portogruaro, membro anche del gruppo per il cambiamento, sempre di Portogruaro, e poi invece per tutt'altro argomento Francesco Lorenzon dell'Aido di Venezia, appunto della provincia di Venezia. Allora parto con Olivo, insomma, per parlare dell'economia. Abbiamo visto la marcia degli industriali a Treviso, abbiamo visto e si è parlato spesso appunto anche della situazione del commercio a Treviso, no? Del fatto che la città rischia in qualche modo di morire, però io dico, girando per Portogruaro vedo moltissimi fori chiusi, moltissimi affittasi, moltissimi cartelli appunto che indicano negozi chiusi, attività che cessano, addirittura qualcuno che pubblicizza il proprio cambio di attività. Insomma, che sta succedendo qui? Beh, sicuramente anche Portogruaro non gode di una situazione migliore di quella di Treviso, ma sicuramente peggiore. Dobbiamo renderci conto che siamo di fronte a una congettura negativa a livello economico. Ecco, ma al di là della crisi generale, ci sono delle colpe, insomma, anche a livello sicuramente, infatti lei mi ha anticipato, volevo aggiungere questo, che purtroppo Portogruaro soffre anche di una crisi vera e propria della città, di una città che in questo momento non ha ancora una sua identità ben precisa. Negli ultimi 20 anni non si è mai lavorato per il futuro di questa città, abbiamo sempre lavorato per piccoli spot, per piccole obiettivi. Due o tre cose che si sarebbero potute fare o che si potrebbero soprattutto fare oggi. Ma sicuramente manca una cosa, manca il dialogo tra le parti, manca il dialogo tra l'amministrazione, tra gli operatori economici, mancano anche le associazioni di categoria che in questo momento sono lontane dai propri soci. Quindi bisogna sedersi ad un tavolo, ragionare, capire quelli che sono gli obiettivi che vogliamo raggiungere insieme, perché comunque li possiamo raggiungere solo ed esclusivamente se lavoriamo tutti quanti insieme. Ma l'amministrazione in concreto che cosa potrebbe fare, posto che naturalmente non è che un comune può finanziare i negozi? Sicuramente, no? sicuramente. Ma però potrebbe fare per esempio delle iniziative per, diciamo, vivacizzare la città. Su questo siamo che cosa non ha fatto? Su questo siamo pienamente d'accordo. Purtroppo il discorso delle iniziative va pianificato in un progetto generale sulla città, non possiamo ragionare solo su un'iniziativa che ha un suo scopo fine a se stesso, cioè nel giorno in cui si realizza e poi dopo non succede più niente. In questo momento ci troviamo in una situazione di gravissima crisi, il commercio qui a Portogruaro è praticamente quasi morto. La prima cosa da fare in questo momento, dobbiamo cercare di capire quali sono gli obiettivi che possiamo raggiungere subito. Uno degli obiettivi che a mio avviso si può raggiungere immediatamente e può portarci una boccata d'ossigeno è quello di lavorare sul turismo, ma anche in questo caso dobbiamo mettere in un tavolo a confronto i vari sindaci del nostro mandamento, quindi Portogruaro, Caorle, Bibbione. Abbiamo le presenze di turisti a Bibbione sicuramente. Dobbiamo cercare di lavorare in squadra, perché comunque portare turisti che sono a Bibbione, ad esempio, anche a visitare la città di Portogruaro. Ma perché? Perché Portogruaro può dare un valore aggiunto alle località balneari con la sua storia, la sua architettura. Poi dopo il discorso del commercio ce lo gestiamo noi commercianti, se noi abbiamo la gente, dopo siamo noi degli imprenditori che sanno catturare il proprio cliente e sanno portarlo dentro il proprio negozio. Il problema è portare i flussi qui. Bisogna portare i flussi, bisogna far conoscere questo pezzo di Veneto orientale che è importantissimo, abbiamo delle realtà che sono che tutti abbiamo studiato sul libro di storia, vediamo qua Concordia che ce l'abbiamo qui a due passi, ma se non ci si mette ad un tavolo dove si ragiona tutti quanti assieme per quello che può essere un obiettivo futuro per rifare di questa zona, di questa città, un fiore all'occhiello del Veneto orientale, non si andrà da nessuna parte. La città sarà morta, insomma. La città è già morta, certo. la città. E quindi non verrà rianimata.